7 giornate al termine della regular season. Buonasera amici di Funner, dal Circolo Sportivo Garbaglia si affrontano lo Zio Mauro Maccarese e San Giovannella a cerca di 3 punti per sognare il sesto posto in classifica e la Golbet Calcio a 8. Tresima sfida di questa Serie A della Lega Calcio 8, da destra verso sinistra attacca in maglia azzurra a bande verticali bianche lo Zio Mauro Maccarese, mentre da sinistra verso destra rispettivamente dalla nostra posizione in maglia nera attacca la Golbet Calcio 8, terza in graduatoria. All'andata finì 3-1 per la Golbet Calcio 8 questa sera. Lo Zio Mauro Maccarese sicuramente ha nuovi nomi, nuovi giocatori. Sarà un'altra primo possesso per i ragazzi della Golbet che provano subito ad andare alla conclusione verso lo specchio della porta. Zio Mauro che recupera il pallone sulla mediana, fase confusa e c'è il primo intervento, deve intervenire il direttore di gara al primo minuto di gioco, fallo ai danni del giocatore della Golbet Calcio 8. Galassi scarica dietro per il compagno Opara tra i pali ovviamente della formazione ospite, che adesso prova a spingere sull'out di sinistra. Rimessa laterale in zona d'attacco, vanno sul fondo i ragazzi dello Zio Mauro Maccarese, conquistano il primo corner dell'incontro con Lorenzo Ottaviani che si incarica proprio lui della battuta del calcio d'angolo sulla bandierina dell'out di destra. Va il numero 7 al centro, allontana di testa la Golbet Calcio 8. Marchetti, lancio lungo nella zona del numero 9 Antonio Vetta, che però non arriva sulla sfera, può farla sua facilmente Opara, regalando ancora il possesso per la Golbet Calcio 8, che prova a impostare con il capitano sulla mediana del centrocampo. Taglio del numero 20 che non viene servito, malinteso con Tiziano Galassi e pallone che termina in out, sarà rimessa laterale. Ancora Ottaviani sul punto della battuta, viene incontro Vetta, si gira, dà ancora bene per Ottaviani che si porta il pallone sul mancino, pallone che rimpalla, resta ancora in possesso dei ragazzi con la maglia azzurra che vanno al traversone. Vetta, preso in controtempo, non può agganciare il pallone con il destro che sfila sul fondo, sarà rimessa quindi per il numero 12 con la maglia gialla, estremo difensore Michelangelo Opara, che va con le mani. La Golbet guadagna il fondo, pallone che passa, il suggerimento centrale e tapin vincente sotto porta del numero 7 Andrea Tubani, che sigla il gol del vantaggio al quinto minuto di gara.
Subito incontro che parte in salita per lo zio Mauro Maccarese San Giovannella, che nell'ultima sfida di Serie A perse 7-3 con la Pisana Calcio 8. Ora Vetta prova a dare la scossa ai suoi, viene atterrato, calcio di punizione nei pressi della linea del fallo laterale. Si incarica il solito Marchetti, che quest'anno ha realizzato 8 gol in stagione, tutti da calcio piazzato. Cerca in qualche modo di uscire la formazione in vantaggio, che poi recupera la palla con il numero 11 sull'out di sinistra, Stornelli, che perde il pallone. C'è stato un tocco, sarà calcio di punizione. Sicuramente si incaricherà della battuta il numero 8. Infatti è così alla battuta Federico Marchetti. Siamo molto distanti dalla porta difesa da Opara, ma sappiamo che il numero 8 ha le doti e le caratteristiche per impensierire qualsiasi portiere da qualsiasi posizione del campo. Parte Marchetti con il destro, questa volta il pallone si perde alto sul fondo e non di poco, nessun problema quindi per Manuel Opara, che va al rinvio sull'out di destra per il numero 20, autore dell'assist per il gol di Tubani. Viene toccato, il direttore di gara fa proseguire, passaggio filtrante che non passa. Marchetti alza la testa, sguarda al centro, va a cercare Vetta, il pallone capita ancora sui piedi del numero 9, che si porta il pallone sul destro e scarica dietro ancora per Marchetti. Prova a attaccare ancora sull'out di sinistra lo zio Mauro Maccarese. Vetta perde il pallone e poi commette fallo ai danni del numero 20. Tubani viene incontro a prendersi la sfera, poi siamo a destra con la palla incollata tra i piedi del numero 20, che allarga sulla sinistra, sovrapposizione del compagno che viene servita puntuale adesso, ottima chiusura però del difensore con la maglia azzurra, che conquista anche la rimessa laterale a suo favore. Opara va al lancio lungo, stop del numero 5, mette giù la sfera bene con il petto, poi converge verso il centro del campo e fa salire il compagno sull'out di sinistra. Tubani invoca il pallone, si preferisce andare ancora dietro dall'ultimo difensore che guida la retroguardia. I ragazzi con la maglia nera, che adesso hanno qualche problema in fase di impostazione, aumenta il pressing della squadra che gioca in casa, che conquista la sfera, scambiano sulla sinistra i due. Non si capiscono, il triangolo non va a buon termine, può ripartire la Golbet Calcio 8. Viene pressato, Vetta sulla sfera, prova a servire il compagno e poi prova la conclusione Ottaviani dalla distanza notevole, il pallone si perde sul fondo. Lancia a cercare ancora Tubani. Può provare la conclusione con il mancino. Il pallone che esce alla sinistra della porta difesa da Vadalà. Con le mani Vadalà sempre sulla sinistra, capisce tutto il numero 11 che allarga a destra, servito di nuovo, rinviene sul pallone Graniero che poi va dietro da Marchetti. Marchetti alza la testa e serve bene sull'out di sinistra del numero 4 che lascia la sfera per Vetta. Può girarsi Vetta, puntare l'avversario, tunnel di Vetta che prova a liberare il destro, poi viene atterrato, fa proseguire il direttore di gara. Non fischia, anche se il vantaggio non si era concretizzato. Può ricominciare adesso la Golbet Calcio 8 da dietro quando siamo giunti al 10° minuto del primo tempo. Il risultato ancora di 1-0, decide la gol di Tubani al 4° minuto di gara. Vadalà con le mani, Graniero pressato, scarica il pallone sull'out di destra.
Lancio lungo a cercare ancora Vetta, che questa volta si era spostato sull'out di sinistra. Può ripartire la Golbet calcio 8 con il numero 5 che fa tutto bene, allarga sull'out di destra e c'è la chiusura in extremis del numero 4. Calcio d'angolo battuto fuori, pensa al tiro, si porta il pallone sul sinistro, allarga bene. Ancora per Tubani, questa volta viene chiuso Andrea Tubani, sarà rimessa laterale, spinge ancora sull'out di sinistra la Golbet calcio 8 che conduce per una rete a 0. Garofalo batte dietro addirittura da Manuel Opara, fa salire i suoi, poi lancia nella zona di Tubani, salta più in alto di tutti il numero 6 e capitano della formazione di casa, ovvero Mirko Pezzo. Tubani. Ancora Tubani, toccato duro, si può proseguire. Ancora possesso del pallone per la Golbet calcio 8 che adesso la perde, contropiede per i ragazzi di casa. Con il numero 4 il pallone resta lì, prova la conclusione e il pallone si stampa sul palo. Ha provato ad a riaddrizzare subito l'incontro Ottaviani. Lancio lungo nella zona di Tubani che mette bene giù il pallone con il destro, aspetta la sovrapposizione del compagno, lo serve, va sul fondo, cross in mezzo, facile per Vadalà che va subito con le mani a cercare Milani. Ottimo dribbling del numero 4 che prova la conclusione con il destro, con i pugni Opara in calcio d'angolo. Anzi no, sarà rimessa laterale lasciata a Marchetti, che va a centrale da Vetta, prova a girarsi il numero 9, scarica ancora per Marchetti che prova il dribbling, va a cercare Milani che però viene anticipato da Tubani che esce bene, palla al piede con il destro, prova a servire il compagno in mezzo al campo, può ripartire Milani sull'out di sinistra, però si trascina il pallone fuori, l'arbitro dice che non è uscito del tutto, si può proseguire, Milani entra in area di rigore, calcia e ancora Opara risponde presente. Corner, rimessa laterale affidata ancora a Marchetti che va dentro con le mani, può allontanare la Golbet calcio 8 che esce molto bene con il numero 20, palla al piede, se lo porta sul destro, va sul fondo, si deve fermare perché è raddoppiato anche dall'arrivo di Marchetti, scarica dietro per il numero 10 che prova a mettere ancora dentro per Tubani, capisce tutto, va da là, esce in presa sicura con le mani. Mentre siamo giunti al 13° minuto della prima frazione di gara, il risultato ancora fermo sull'1-0 qui al circolo Garbaglia. Milani mette giù la sfera con il destro, poi pressati, ancora pallone per lo zio Mauro. Marchetti va a cercare Vetta, la palla arriva precisa tra gli scarpini di Tubani, ancora Tubani, doppio passo, va con il mancino, pallone deviato, sarà calcio d'angolo. C'è il primo time out della gara chiamato dalla formazione di casa. Si può riprendere, calcio d'angolo per gli ospiti, battuto forte sul secondo palo, stacco di testa e traversa, siamo a un palo per parte. È riuscito De Marco a spingere il pallone in rete e a raddoppiare per la Golbet calcio 8, sempre in possesso della sfera. Lancio lungo, non riesce a mettere giù la sfera il terzino sinistro con la maglia numero 3 Garofalo. Che problema in fase d'uscita, riesce a uscire lo stesso lo zio Mauro Maccarese, e però poi perde il possesso, sarà rimessa laterale, superata la mediana di circa 7 metri, rimane quindi in attacco la Golbet calcio a 8. Stornelli viene incontro, preferiscono andare dietro, capisce tutto,
il numero 11, poi Vetta anticipato molto bene. De Marco preferisce cominciare tutto da dietro per Pantaleoni. Tubani in mezzo al campo, si è spostato, adesso va sull'out di sinistra. Pantaleoni mette giù il pallone, non trova compagni liberi, preferisce cominciare indietro da Opara che va ancora a cercare Pantaleoni, che con un tunnel riesce a servire De Marco sull'out di destra, pressato da Marchetti, non c'è fallo per il direttore di gara, mette giù la sfera Graniero, eccolo servito ancora, prova a fare un po' troppo da solo, non scaricare il pallone, lo recupera la Golbet Calciotto, fase confusa del match, e poi c'è il fallo commesso da Lorenzo Ottaviani. Battuta di fretta, la punizione, percussione centrale del numero 11 che allarga sulla sinistra, ottima chance per andare a raddoppiare, esce Vadalà e la fa sua. Poi qualche problema in uscita per lo zio Mauro, il pallone resta lì e Vadalà deve farla sua. Marchetti sulla destra, Cao preferisce ancora andare da Marchetti. Recupera la sfera con il numero 11, allarga sulla destra per De Marco che sfida Marchetti nell'1 contro 1, regge bene al duello, quindi De Marco va dietro da Pantaleoni, cerca centralmente ancora Andrea Tubani che con il sinistro va direttamente a calciare. Murato da Graniero, sarà rimessa laterale. Battuta dietro, finta di Garofalo, va con il destro, il pallone si stava per abbassare, ottima chance per la Golbet Calcio 8. Vadalà con le mani rischia qualcosina, riesce però Marchetti poi a allontanare la sfera per Galassi che con il suggerimento in mezzo pesca ottimamente il taglio di De Marco che fa il gol del 2-0 al 18° del primo tempo. Assist al bacio e conclusione con il mancino che si spegne nell'angolino. Non può nulla Vadalà, cambia il risultato. Golbet Calcio 8 2, zio Mauro 0. 2-0 Golbet Calcio 8 al 18° del primo tempo. Adesso Marchetti prova a allargare sulla destra per il numero 17 Zorzi che non riesce però a arrivare sulla sfera, troppo lungo il suggerimento del figlio del presidente che ha trovato quest'anno 8 gol in stagione, tutti su calcio piazzato, l'ultimo che ricordiamo nell'ultimo incontro con la Pisana. Adesso Vetta prova la conclusione con il destro, si distende Manuel Opara. Si rimane ancora in zona d'attacco, deve provare a riaprire l'incontro prima della chiusura del primo tempo. Lo zio Mauro Maccarese, Opara esce con le mani e va subito al lancio lungo a cercare Stornelli. Allontana la difesa con la maglia celeste che poi riparte sull'out di sinistra. Dribbling del numero 11 che va centrale da Graniero. Ancora Cao Daniele, va dietro tra le linee, Graniero lascia scorrere per Vetta che prova con il tacco a servire ancora il taglio in verticale di Graniero. Capisce tutto però la difesa della Golbet Calcio 8 che adesso è imposta con l'autore del gol De Marco sulla sinistra. Galassi prova il suggerimento a cercare l'unica punta. Vada là. Cao sempre in possesso della sfera in mezzo al campo, dirige l'orchestra sulla mediana. Marchetti scarica ancora per Cao che va a centrale dal numero 10 Graniero, sbaglia il passaggio, ne approfitta Tubani, ancora Tubani si porta il pallone sul sinistro, va con il mancino, doppietta di Andrea Tubani e 3-0 Golbet Calcio 8, ha fatto tutto da solo in questa occasione il numero 7.
3-0 Golbet Calcio 8 al 20° del primo tempo. Graniero, Marchetti, ricomincia da dietro per il capitano che alza la testa, sguardo davanti, non trova compagni, adesso va al lancio per Divetta che non capisce le intenzioni del proprio capitano. Riparte la Golbet Calcio 8, ancora Tubani sul sinistro, si porta la sfera sul destro, scarica per il compagno, ancora De Marco e questa volta c'è l'ottima risposta di Padalà. Questa volta ha provato a servire l'assist Tubani che poteva anche calciare col destro, conosciamo tutti le sue doti tecniche, uno dei giocatori sicuramente più tecnici di questa serie della Lega Calcio 8. De Marco sulla destra, Stornelli mette il pallone al centro, arriva Tubani e si deve immolare Padalà. Ottima risposta dell'estremo difensore. Calcio d'angolo per la Golbet Calcio 8 che vuole chiudere le pratiche prima dei 25 minuti. Fuori per il numero 5, prova la conclusione, resta lì la sfera, prova la conclusione con il mancino, il numero 10 Tiziano Galassi, e trova anche il gol del 4-0. Poker per la Golbet Calcio 8 al 22° del primo tempo. Vetta in possesso della sfera, adesso un po' demoralizzata ovviamente la formazione di casa che è sotto per 4-0 dopo appena 22 minuti di gara. Galassi giù la sfera, allarga ancora per Tubani, Tubani prova la girata, stava cercando l'Eurogol Andrea Tubani, il migliore in campo. Vetta forse toccato duro, sarà calcio di punizione, corre per incaricarsi della battuta il cecchino Federico Marchetti. Battuta di fretta, la punizione, e sul calcio del numero 11 c'è stata una deviazione di mano, quindi punizione dal limite per lo zio Mauro. Vetta e Marchetti sul punto di battuta da posizione invitante, si allontana Vetta, 4 uomini in barriera per Opara. Quattro uomini in barriera per Opara, parte Marchetti con il destro, si infrange sulla barriera, poi ancora Marchetti. Questa volta non riesce a siglare il gol su calcio piazzato, il numero 8. Conosciamo soprattutto per i suoi gol su calcio piazzato. Lancio lungo, ancora a cercare Andrea Tubani. Poi sulla destra prova a mettere giù il pallone Ottaviani, che però se lo trascina fuori dalla linea di fondo. Galassi, centrocampo, Stornelli,
dietro da Manuel Opara, pressato, deve andare al rinvio con il destro, sempre nella zona di Tubani. Questa volta non viene recapitato il pallone al numero 7, autore di una grande prestazione in questi primi 25 minuti di gara. Cao, suggerimento per Ottaviani. Riparte la Golbet calcio 8, questa volta si ferma Galassi e fa salire i suoi, poi va da Stornelli centralmente, Galassi. Ancora Galassi in possesso della sfera, lascia per Tubani, sulla sinistra Garofalo, viene anticipato questa volta da Marchetti che poi prova a saltare Tubani, allarga sulla sinistra per Cao che rientra verso il centro del campo, poi si porta nuovamente il pallone sul destro, non trova compagni e va dietro dal capitano. Cao centralmente, arriva Tubani in pressione, deve liberarsi della sfera Ottaviani che poi la perde, arriva Marchetti sul pallone, pressato ancora da Tubani, se ne va bene in mezzo a due ancora Marchetti, prova a fare tutto da solo, perde la sfera, riparte la Golbet calcio 8 in contropiede, c'è De Marco in mezzo, eccolo servito, ancora De Marco, si porta il pallone sul sinistro, De Marco calcia e va da là con il piede, salva il risultato. Si chiude il primo tempo, risultato di 4-0 per la Golbet calcio 8. Sta per riprendere l'incontro sul risultato per 4-0, conduce la Golbet calcio 8 che ha dominato in questi primi 25 minuti di gara, ha trovato il gol del 4-0 a pochi minuti dal termine del primo tempo, un'occasione sola per lo zio Mauro Maccarese che ha preso la traversa da pochi passi. Subito a cercare il tiro per sorprendere Opara, il pallone però termina di molto alla sinistra del palo dell'estremo difensore. Tubani chiama il movimento dei suoi, De Marco sulla sfera, Garofalo. Lotta sul pallone Garofalo e conquista ancora la rimessa laterale. Pallone ancora Garofalo, scambiano bene i ragazzi con la maglia nera, ora ha preso in contropiede quindi dello zio Mauro, prova la conclusione, si distende Opara. Pantaleoni allontana il pericolo sull'out di destra, ancora Pantaleoni, aumenta il pressing di Vetta. Pantaleoni in possesso della sfera, attaccato da Cao al lancio lungo, poi Marchetti riesce a metterci una pezza sullo scatto del numero 20, autore del gol. De Marco è andato vicino anche lui alla doppietta personale. Pantaleoni allarga sulla sinistra dove ha campo Garofalo. Tubani prova a mettere il pallone giù per Stornelli che poi rinviene sul pallone, lo recupera ancora Tubani, percussione di Tubani che va sul fondo, si ferma con il destro, mette il pallone al centro dell'area, prova la conclusione Stornelli, si lamentano i ragazzi della Golbet calcio 8 per un tocco di mano, rimangono però in zona d'attacco. De Marco mette giù la sfera con il destro, poi Pantaleoni alza il pallone a campanile nella zona di Tubani che con il tacco prova a tenere il pallone in gioco, non ci riesce il numero 7. Vetta con la spalla, poi spinto, palla ancora tra i piedi di Garofalo che va dietro dal numero 4, poi Pantaleoni. Stornelli prova a servire Tubani che però si è spostato, va in pressione Andrea Tubani, riesce a uscire lo zio Mauro Maccarese San Giovannella che è sotto per 4-0. Adesso attacca dall'out di destra, Vetta viene a prendersi il pallone e si conquista la rimessa laterale in zona d'attacco. Si incarica della battuta il numero 6 che va centrale da Vetta, prova a mettere giù il pallone, se lo alza, prova la girata in rovesciata, non riesce a intervenire sul pallone. Possesso che resta ancora per i ragazzi con la maglia bianca-azzurra. Cross sul secondo palo, chiude con il colpo di testa Stornelli. Marchetti prova la conclusione con il destro, Marchetti stava per diventare pericolosa, Opara controlla,
e non interviene sul destro del figlio del presidente. Opara va al lancio lungo, Marchetti stacco di testa sulla sinistra, mette giù la sfera, poi se ne va bene Stornelli, il pallone tra i piedi del numero 5 che va a cercare Vetta, fa sportellate ancora il numero 9, non trova nessun compagno in supporto, arriva adesso, provano ad attaccare, a far girare il pallone i ragazzi dello zio Mauro Maccarese. Poi in fase d'uscita Stornelli alla meglio, il pallone capita tra i piedi della retroguardia del Golbet che riparte con Tubani. Stornelli allarga bene sulla destra, può ripartire, cambio gioco nella parte di campo occupata da Tubani che non può arrivare sul pallone. Quarto minuto di gara, 4-0 è il risultato per la Golbet calcio 8. Zorzi, ancora centrali, Pezzo, Zorzi sull'out di destra, può provare la conclusione, la prova, deviazione o para facile. Lancio lungo subito nella zona di Tubani, prova a portarsi il pallone con il tacco, sombrero, ancora Tubani in possesso della sfera, si libera molto bene di due avversari, poi ricomincia dietro da De Marco. Prova la Golbet a chiudere l'incontro sulla fascia di sinistra, Stornelli, De Marco, Stornelli allarga sulla destra per Garofalo, centrale, ancora Garofalo, ottimo triangolo, può spingere il numero 3 sull'out di sinistra, va a cercare il fondo, conquista il calcio di punizione. Punizione nei pressi della bandierina del corner per la Golbet al calcio 8, conclusione va da là, accompagna il pallone sul fondo. Pressing ancora la Golbet calcio 8 che entra in area di rigore, ottima chiusura di Marchetti che con un tunnel si libera anche dell'avversario e fa ripartire i suoi, poi sbaglia l'appoggio Marchetti, capisce tutto De Marco, allarga sulla sinistra per Tubani, salta il portiere Tubani, ancora Tubani, prova la conclusione con il destro, troppo lezioso in questo caso, il migliore in campo. Siamo già di qua con lo zio Mauro che attacca sull'out di destra, pallone al centro, troppo forte per Vetta che non può mettere il piede destro per stoppare la sfera. Pantaleoni, De Marco, ancora Pantaleoni, sulla sinistra il numero 30 appena entrato in campo, Santini, adesso Pantaleoni, ancora pressato, ha aumentato il pressing in questo secondo tempo lo zio Mauro Maccarese che è sotto per 4-0. Stornelli, dietro per De Marco che alza il campanile per il fratello che non riesce però a tenere buona la sfera. Vadalà con le mani, aumenta la pressione di Tubani, ancora Vadalà con qualche rischio, prova a cavarsela, poi allontana il pallone che arriva sui piedi di De Marco. Scambiano bene al limite dell'area i ragazzi della Golbet calcio 8, De Marco prova la conclusione con il destro che si spegne vicino alla bandierina del calcio d'angolo. Gioca molto bene la Golbet calcio 8, soprattutto con i tre davanti, Tubani, Stornelli e De Marco. Stanno creando non poche difficoltà alla difesa dello zio Mauro Maccarese. Pantaleoni mette giù con il petto, non ha sbagliato per il momento nessun intervento il numero 5, che adesso va addirittura con il tacco a servire il compagno. Sale Santini sull'out di sinistra che invoca il pallone, centralmente De Marco, Stornelli, poi ancora De Marco. Pantaleoni deve andare al rinvio lungo, mette giù il pallone Stornelli che allarga sulla destra per De Marco.
che aspetta il compagno che arriva da dietro, ancora Stornelli, Pantaleoni in verticale per De Marco, conclusione di De Marco. Santini, De Marco, Santini scambia con Tubani che serve ancora Santini, vince un rimpallo Santini, prova a mettere il pallone al centro, ci arriva De Marco che la tiene buona dall'altro lato e poi la regala però a Vadalà. Capisce tutto Stornelli, sulla sinistra Santini, alza la testa, serve centralmente il compagno che alza il pallone. Ha provato una cosa impossibile De Marco. Mauro in attacco con il numero 7 che prova a girarsi, il pallone resta lì. Pallone che capita tra i piedi del numero 7. Scarica la palla e poi la riceve, alza la testa, mette il pallone sul secondo palo per Vetta, non può arrivarci. Opara per D'Anversa, sbaglia il controllo con il petto. Zorzi, cercare ancora qualcuno sulla lotta di sinistra, fa buona sponda con il petto Pantaleoni per il proprio portiere, poi Pantaleoni alza il pallone, De Marco cambia gioco per D'Anversa che mette giù la sfera con il destro, ancora D'Anversa, serve De Marco che però non capisce le intenzioni del proprio compagno con la maglia numero 99. Graniero sulla sinistra, capisce tutto Tubani che riparte, c'è D'Anversa a sinistra, eccolo servito puntuale da Tubani, ha sbagliato però l'appoggio al compagno Andrea Tubani questa volta. Vetta prova ad andarsene, non salta però Angelè che può ripartire, allarga sulla sinistra per Santini che ha spazio ancora dietro da Angelè, spinto Tubani, velo per Pantaleoni che se ne va con il tacco, gioca molto bene la Golbet Calciotto che adesso recupera il pallone con Pantaleoni. D'Anversa prova a mettere la sfera al centro, aveva tagliato Santini, la sfera è ancora buona tra i piedi di Pantaleoni che poi la perde, deve allontanare il pallone lo zio Mauro Maccarese. Pezzo va al lancio lungo, salta molto bene di testa il numero 4, pallone che finisce ancora tra i piedi di Pezzo. Zorzi, centrale per Graniero, Marchetti per il numero 4 che a campo salta Pantaleoni, poi però non riesce a calciare, allarga sulla destra per Zorzi che punta l'avversario, mette il pallone al centro, Graniero si gira con il destro, prova la conclusione, murata, Pantaleoni subisce il calcio, sarà calcio di punizione e time out chiamato dalla Golbet.
Si può riprendere, calcio di punizione affidato ad Angelè. Pantaleoni. Lancio lungo a cercare D'Anversa, vada la fa sua in presa sicura, poi Pezzo. Finta il passaggio che adesso arriva per Zorzi. Ancora Zorzi, centrale da Graniero. Graniero va da Zorzi sulla destra, Vetta non capisce le intenzioni del compagno, rimessa dal fondo. Mentre è uscito Tubani dal terreno di gioco, recupera il pallone lo zio Mauro, non c'è nessun fallo per il direttore di gara che lascia proseguire, poi si può riprendere con De Marco, il pallone è uscito, sarà rimessa laterale precisamente all'altezza della linea del centrocampo. Marchetti, larga sulla destra per Zorzi. Zorzi, centrale, Graniero, ancora Zorzi, preferisce andare da Federico Marchetti, Graniero sul pallone, Vetta, ancora Marchetti, sulla sinistra, 1 contro 1, prova la conclusione con il destro, Opara con i pugni, si distende, poi Santini prova a liberarsi del pallone, non c'è fallo per il direttore di gara, battuta di fretta la rimessa laterale che resta lì, Graniero prova la girata, si distende Opara. Pantaleoni, Tarantino, Pantaleoni, Santini, sbaglia il passaggio Santini, ottima chance quindi per lo zio Mauro che trova il gol del 4-1 al 16° minuto di gara, gol siglato dal numero 4 Simone Milani. Angelè sulla battuta prova il tiro direttamente dal calcio di ripresa, risultato che è cambiato, siamo 4-1 per la Colbet Calcio 8. Milani va a cercare Vetta, pallone per il numero 99 D'Anversa che prova a fare sportellate, poi viene chiuso. Ancora D'Anversa, Pezzo, calcia con il mancino nella zona di Vetta, capisce tutto Tarantino che salta di testa, Angelè, serve Santini, finta di corpo di Santini, Pantaleoni, pressato da Vetta, conquista la rimessa laterale. Tarantino allarga per Santini, ottimo stop del numero 30 che poi serve sulla corsa D'Anversa, prova la conclusione che si stampa sulla traversa, ottima chance anche per Tommaso D'Anversa. Zorzi lascia per Milani, non riesce a superare Santini, pallone che capita tra i piedi di Anversa, ancora con la suola, prova a entrare in area di rigore di prepotenza, poi gli viene strappata la sfera. Angelè si gira sull'out di destra, toccato da dietro, calcio di punizione, si incarica Pantaleoni della battuta. 18° minuto di gara, risultato ancora fermo sul 4-1, ha accorciato le distanze lo zio Mauro Maccarese con il numero 4 Milani, se ne va con un dribbling tunnel, poi capisce tutto Santini. De Marco punta l'avversario, De Marco viene toccato duro da Marchetti, calcio di punizione, mentre Galassi rientra sul terreno di gioco.
Calcio di punizione, battuto a cercare D'Anversa che fa sportellate, palleggia con il destro, poi perde il pallone, attaccato da Pezzo che lo spedisce in fallo laterale, quindi si rimane lì negli ultimi 10 metri del zio Mauro Maccarese. Battuta fuori, la rimessa per Galassi che pensa al tiro, poi preferisce andare da Pantaleoni che alza la testa, allarga a sinistra per Santini, chiuso, può ripartire lo zio Mauro, prova la conclusione Zorzi, da dimenticare, la sfera esce dal terreno di gara. Sei minuti al termine, risultato di 4-1. Lancio lungo di Pantaleoni a cercare D'Anversa, fa buona chiusura Pezzo, poi Zorzi, centrale, ancora Zorzi, viene incontro Milani, Zorzi preferisce andare al lancio lungo, sponda di petto, non passa il pallone, quindi Galassi, ancora Galassi, toccato da Cao, calcio di punizione per la Golbet. Battuta a sinistra male, cercato di servire D'Anversa che però era qualche metro avanti sul punto dove è rimbalzata la sfera. Zorzi, attaccato da Galassi, va dietro da Pezzo, finta il tiro, salta D'Anversa, allarga a sinistra per Marchetti che sbaglia il suggerimento in verticale, Pantaleoni opara con i piedi, giù di petto D'Anversa. Aspetta l'arrivo del compagno, capisce tutto Cao, riparte sull'out di destra Cao, viene murato Santini, D'Anversa prova con la Veronica a superare l'avversario. Santini, pallone tra i piedi di Santini che allarga sulla destra, sulla diagonale si fa trovare presente Federico Marchetti, centrale. Galassi toccato, il direttore di gara fa proseguire, Milani doppio passo, si porta il pallone sul destro, poi conquista il fondo, ancora Milani in possesso del pallone, si gira, toccato duramente, calcio di punizione. Si posiziona la sfera, Milani, rincorsa del numero 4, conclusione ribattuta, poi allontana la Golbet calcio 8, ultimo difensore Zorzi, esce Vadalà, esperisce il pallone nella zona di Pantaleoni che lascia scorrere, quindi può andare al rinvio Manuel Opara. Ottima prestazione anche quella dell'estremo difensore con la maglia numero 12, divisa gialla. Mentre è rientrato in campo Tubani, prova la girata D'Anversa. Milani, suggerimento centrale, ottima chiusura ancora di Tarantino, poi Tubani prova a portarsi la sfera con il tacco, conquista la rimessa laterale. Tubani a servire D'Anversa, capisce tutto ancora Milani. 1 contro Tubani, si chiude il triangolo, Milani, ancora Milani, entra in area di rigore, fermato, il pallone resta lì, fuori per la conclusione con il destro, vola Opara, c'è stata la deviazione, ottima conclusione di Cao, calcio d'angolo. Calcio d'angolo, Marchetti alla battuta sul secondo palo, Zorzi prova la conclusione. Identica alla conclusione di pochi minuti fa, il pallone finisce alto, esce dal terreno di gara. Pantaleoni,
Opara, lancio lungo nella zona di D'Anversa che però non può arrivare sulla sfera. C'è Zorzi, chiude il triangolo, ancora Milani, il pallone non passa, ancora Opara. 1 minuto al termine della gara. Opara, Tubani, si porta il pallone con il destro, fermato da Zorzi, centrale, perde il controllo destro, ancora Tubani, scambia con il numero 8 che se ne va sull'out di sinistra molto bene, cerca D'Anversa che non può arrivare sul pallone, Marchetti, Zorzi invoca il pallone, Tubani capisce tutto, serve Galassi, poi batti e ribatti, ancora Galassi in possesso del pallone, Zorzi l'allontana, riparte Milani, il migliore dei suoi in questa ripresa, ancora Milani, passa il pallone, conclusione, si distende Opara, controlla che esca sul fondo, non c'è stata deviazione dell'estremo difensore, può andare al rinvio con le mani Manuel Opara, Pantaleoni di tacco, capisce tutto Marchetti che se ne va, prova la conclusione con il destro. Pallone che si spegne ancora una volta sul fondo. Quando siamo nel recupero il risultato è ancora di 4-1. Sulla sinistra punta Pantaleoni, il pallone non passa, Galassi con il mancino, serve D'Anversa che ha spazio, può rientrare con il destro, vince il rimpallo, ancora D'Anversa, toccato duro da dietro, calcio di punizione da zona invitante quando manca 1 minuto al termine. No, ginocchio. Portate il ghiaccio! Cristo! Esce dal campo, D'Anversa sul punto di battuta Angelè e Tiziano Galassi. 4 uomini in barriera per Badalà, dovrebbe andare Angelè con il destro, infatti è così, il pallone viene murato dalla schiena di Marchetti e poi si tocca il volto. Mentre deve essere assistito a bordo campo D'Anversa. Si può battere il corner, siamo allo scadere, conclusione direttamente a rete, nessun problema per Badalà. Gioco, partita, incontro al Garbaglia, la Golbet calcia 8, vince e convince per 4-1. Squadra nera Golbet. Golbet. Sono bravi. Sono alti. Sono terzi. Ma primi chi sono? Primo è il Cotton Club. Ah, sempre loro. Però de poco. Che costa Capitolo? Secondi de poco, de 3 punti. E loro stanno 3 sotto che con lo Scapicolo.